architetto Domenico Luciani. Gli operai stanno completando gli ultimi dettagli di questa ristrutturazione, rinnovamento dell'oratorio della parrocchia di Santa Maria del Rovere. Ci può illustrare questo progetto? Dunque, Santa Maria del Rovere è una parrocchia che ha avuto l'area, diciamo, della città di Treviso che ha avuto il più rapido e tumultuoso sviluppo demografico negli ultimi 50 anni. È un grande prato che andava dalla chiesa di Santa Maria del Rovere fino alla clinica San Camillo, un enorme prato, una spianata militare, è diventato uno dei quartieri più popolosi e più densi della città. Negli anni 50-60 questo rapido cambiamento ha preteso interventi di carattere, diciamo, manufatti necessari, l'oratorio, la scuola, l'asilo, tra la chiesa, la vecchia chiesa che poi è diventata un tempietto ottagonale e i giardini che vediamo dietro di noi. Ci sono queste istituzioni, diciamo, questi enti di carattere pubblico, utili, culturalmente necessari, l'asilo, la scuola, un piccolo teatro, un oratorio. Questi manufatti hanno, diciamo, avuto una vita piena e però non hanno avuto una analoga cura degli spazi che li accerchiavano, dei contesti, diciamo, urbani. Nel 2012, 13, 14 si è avviato nella parrocchia un dibattito sull'ipotesi di un rinnovamento, appunto, e di una riqualificazione degli spazi aperti che stanno intorno a questi edifici e che, diciamo così, stanno tra uno dei viali più belli della città di Treviso, il viale napoleonico che nasce dalla porta di San Tommaso e si avvia verso Pontebba, la Pontebana, e questi edifici. In questi spazi che erano, diciamo così, opachi e avvitati verso una forma di banalità, diciamo pure, normalmente si fa così, si fa la casa e poi la cura per il giardino o per lo spazio esterno verrà quando potrà. Ecco, verrà quando potrà, è venuto il momento invece di occuparsi di spazi aperti. Allora adesso questo è di fronte all'oratorio, manca ancora l'insegna dell'oratorio, ma ci sarà domani per l'inaugurazione. Di fronte al teatro comincia con questo migliaio di metri quadrati un risanamento e una riqualificazione. Qui dove adesso siamo noi c'era una grande piastra di cemento e adesso è diventata, diciamo, una parte pavimentata con materiali più alti, più nobili e una parte al giardino, ma il progetto prevede piano piano un programma nel tempo pluriennale di riqualificazione di tutta l'area che va fino alla chiesa, fin davanti alla chiesa, con alla fine lo spostamento del parcheggio che è davanti alla grande chiesa in un'area posteriore e la liberazione del sacrato, che si chiama sacrato e non parcheggio. Questo è un problema che riguarda molte chiese del nostro territorio. Il sacrato è il luogo cruciale di una zona abitata nella quale la socialità e il senso del sacro si mescolano in modo indissolubile e hanno bisogno di mescolarsi in modo indissolubile. Allora il sacrato sarà liberato dalla sua funzione di parcheggio e quello sarà l'atto finale, io spero nell'arco di un paio d'anni o di un massimo di 3 anni. Intanto, appunto, come accennava, è stata recuperata anche questa area di fronte all'oratorio proprio per trasformarla in un primo luogo di aggregazione. Esattamente, allora questi è il primo trancio, diciamo, sono una sessantina di metri di lunghezza lungo la strada principale ed è coinvolto il teatro Sant'Anna, che è gestito da un gruppo il cui nome è Alcuni, e l'oratorio. Questo primo tratto di 60 metri di lunghezza
più di 1000 metri di superficie, è stato completamente cambiato, è stato ribaltato nella logica. Da luogo circoscritto, chiuso, con dei muri e dei cancelli, è diventato e da domani sarà uno spazio della città, uno spazio pubblico donato dalla parrocchia alla città, nel quale è stato possibile organizzare una riqualificazione per mezzo di nuove attrezzature, di nuove panchine di legno che sono visibili, di una siepe. Adesso bisogna avere un po' di fantasia. Questa che adesso appare come tanti stecchetti un po' diciamo nudi, sarà nell'arco di un paio d'anni una grande siepe di questa specie di acero che è particolarmente adatto a formare delle siepi robuste che non hanno paura dei ragazzi, eccetera. Quindi bisogna tener conto che è uno spazio che non vale solo per le persone adulte, è uno spazio particolarmente tarato su un pubblico giovane, perfino di bambini che hanno una grande frequentazione per, diciamo così, funzioni culturali, per funzioni spirituali, per funzioni teatrali e così via. Quindi un luogo che deve sopportare, chiamiamolo così, un robusto calpestio di ragazzi, ragazzini, biciclette, giochi, corse, quindi attenzione ai pericoli, attenzione agli ostacoli, attenzione a tutte le cose che servono a fare di un luogo accogliente e sicuro. E non poteva essere altrimenti, conoscendo anche la sua attività professionale, questa grande attenzione all'aspetto del verde, recuperando anche appunto poi un elemento caratteristico fin dal nome, Santa Maria del Rovere, quindi l'albero simbolo di questa località, di questa parrocchia. Beh sì, in fondo, insomma, avendo diretto per più di 20 anni un centro culturale che si occupava di paesaggio e di giardino, e ho potuto, non è l'unico caso, ma insomma anche questo è un caso che mi piace segnalare tra quelli nei quali ho potuto, diciamo, applicare la cosa, scendere dalla predica e misurarsi con i materiali veri, con gli spazi veri, con le misure vere. Tutto funzionerà completamente, ve lo dicevo prima a proposito del parcheggio, quando finalmente questo filare di alberi, questi sono dei carpi che abbiamo messo, 9 carpi adesso, finirà con il legarsi anche di fronte all'asilo e a, diciamo, intestarsi sui 2 roveri che sono davanti alla grande chiesa e davanti al piccolo ottagono, che sono il nome stesso del posto, Santa Maria del Rovere. I 2 roveri sono ancora lì, molto vecchi, un po' affaticati, però molto belli. Uno dei 2 prima o poi bisognerà sostituirlo perché è ammalorato, e allora prima che cada un ramo in testa a qualcuno è meglio sostituirlo, ma in sostanza non saranno mai spostati da lì e saranno l'inizio di questa serie di alberi che avvolge tutto questo insieme di edifici socialmente e culturalmente preziosi.